Un salto nel nord-est, nella laguna di Marano, dove però c'è una discussione, ci hanno scritto alcuni telespettatori e venite a vedere perché vogliono fare insomma, delle speculazioni. Ci hanno detto andate a Claudia Posto, vediamo un po' che succede. Il comune di Marano Lagunare è un comune che ha moltissima acqua e pochissima terra. Tanto per dare due numeri, siamo a 9.000 ettari di acqua e 75-80 ettari di terra in tutto. Quindi un paese molto particolare. Paese di pescatori, circa 2.000 abitanti, quasi 300 pescatori e ovviamente oltre il centro abitato esiste una serie di valli da pesca che contornano il paese. Sono arrivate in redazione una cinquantina di email per segnalarci un progetto che fa discutere. Il comune di Marano intende vendere una valle di pesca abbandonata, 14 ettari, per realizzare un porto e un insediamento residenziale, sfrattando di fatto decine di specie che l'hanno ripopolata. Dove siamo noi adesso? Noi siamo qui. Qui quindi si attraversa un ponte e si arriva da questa parte. Ricordo che a Marano abbiamo quasi 2.000 ettari di area già in riserva naturale, quindi non si può cacciare, non si può pescare, non si può fare attività antropiche. La laguna dava da vivere gli anni che furono ai cittadini, ormai non basta più e noi come amministrazione abbiamo cominciato da tanti anni, ormai una decina, di dare qualcosa non di alternativo, ma di complementare. Per tradizione Valle Grotari è soggetta a uso civico a beneficio della comunità. Le aspettative sono di incassare circa 2,5 milioni di euro dalla vendita del sito e di creare posti di lavoro più che necessari in un momento di grande crisi dell'economia legata alla pesca, spiega il vice sindaco. Intanto non è solo porto turistico, è giusto precisarlo, perché sono sì 300 posti barca, ma ci sono anche case per i residenti, ci sono case per le seconde case famose per i turisti, c'è un albergo, c'è un villaggio, ma con molto verde. Pensi che solo il piano regolatore attualmente prevede più del 30% dell'area rimanga verde pubblico. Lungo l'argine di Valle Grotari facciamo i primi incontri, una famiglia di aironi cinerini, un raro airone rosso. Ma perché è così importante questo posto dal punto di vista naturalistico? In fondo qui zone umide, protette ce ne sono tante. Sì, ci sono 9.000 ettari di zone umide nel comune di Marano Lagunare, però zone di acqua dolce senza marea in realtà ce n'è poche e quindi gli animali preferiscono fare il nido in un posto dove sono tranquilli, non c'è movimento né di turisti né di pescatori. Qui c'è più biodiversità che nelle zone preposte alla conservazione, questo mi sta dicendo? No, diciamo che ci sono altre zone con elevata biodiversità anche in laguna propriamente detta, quella esposta a marea. Però come zona per riprodursi questa è eccezionale. 30 specie di uccelli nidificanti su 14 ettari, con una densità di specie nidificanti altissima. Non è che parliamo di cinciallegre, di merli, parliamo di aironi rossi, di falchi di palude, di tarabusini, cioè specie localizzate e molto esigenti dal punto di vista ecologico. Proseguendo c'è qualcosa che non va. Una paratoia che regola l'afflusso dell'acqua salmastra è sollevata. È stata rialzata e quindi Normalmente non è così. Normalmente non è così, anche perché lasciarla aperta è un pericolo per gli abitanti che sono dietro. Sul caso Valle Grotari il WWF intende ricorrere all'Unione Europea e ha già chiesto chiarimenti al Comune, alla Regione, al Ministero dell'Ambiente. L'operazione sarebbe in contrasto con direttive europee che proteggono gli uccelli in un'area costellata di siti di interesse comunitario. Ma c'è stato pochissimo dimostrazione di interesse, il Comune di Marano si è difeso, ma la Regione e il Ministero non hanno fatto azioni concrete. Il Ministero di buono ha fatto una richiesta di informazioni alla Regione Friuli Venezia Giulia, ma niente di più. Il porto turistico prevede compensazioni destinando altre zone al popolo migratore, forse qui, in un'area agricola accanto a Valle Canal Nuovo. Anche questa è un'ex valle di pesca trasformata nel 1996 in area protetta e fino al 2006 era affidata al WWF.
Quindi questa è una buona Quindi notizia. È una buona notizia di altri anni, però voglio dire, amministrazioni del passato hanno portato avanti questa iniziativa, l'attuale amministrazione sta tagliando tutti i fondi e quindi potrebbe essere che qua si debba chiudere, come si sta già pensando di fare.